questo nuovo video. Io sono Anonymous dei Devenders e oggi vi farò vedere la nuova versione di Minecraft 1.0.0.1. È molto bella, è uscita eccellente, come potete notare dei blocchi e vabbè. Aspetta, mi metto in persona normale, nella vista normale, grazie. Vabbè, questa l'ho fatta io prima comunque. Qua ci sono i nuovi blocchi, come potete vedere. Questo qua che non mi ricordo mai come si chiama, le slab dei blocchi rosa, cioè non so i nomi, le scale dei blocchi rosa, vabbè sì, sono molto belli e su Minecraft Pocket Edition non me li sarei mai aspettati così subito dopo la 0.16.1. Ok, ci sono questi blocchi, poi c'è l'uovo di dragon, c'è questa roba che è troppo figa, poi c'è lo shulker, c'è l'ender chest, e mettiamo anche questo. L'evita che in un prossimo video porterò una mappa con le glitton. Questo fa parte della 0.16.1, però il figo mostrarlo mi piaceva. L'Ender finalmente l'Ender, io l'ho sempre aspettato, come giusto che sia anche l'occhio di qualcosa si chiamava. Le nuove pozioni, che qua ce l'ho tutte, e vabbè, questo coso che l'ho dovuto fare perché sennò si rompeva. All'inizio era solo sto blocco e un casino, è diventato così. C'è l'end in cui entreremo dopo, non ti buttare. Questo qua che li butteranno gli shulker, però non so se si può fare del genere, non credo, perché c'è solo questo pezzo. Questo coso qua e questo qua. Poi c'è queste torce che, come avete potuto vedere, l'ho messo qua, e la testa del drago. Ok, questi sono i nuovi blocchi e comunque per provare che tutto funziona come questa così come questo portale ci entrerò. Ok, non sporco l'acqua. Dov'è la cesta? Era qua. Bastardo. E vabbè, la cesta era là, però. Ok. Vabbè, eccomi qua. Ora distruggiamo sto drago di merda. Io mi preparo anche l'ender per mostrarvi dopo. Una. Perché qua non c'è? Strano, è la cosa figa. Cioè, non lo sapevo. Cazzo, non sapevo niente di sta roba. Cioè, sotto c'è tipo la clonazione di quello sopra. A proposito di clonazione, prima o poi dovrebbe uscire il video di Clash Royale. Prima vorrei trovare la clonazione perché voglio fare un deck solo leggendario, si può dire. Ne ho 4, stregone di ghiaccio, cimitero al 2, in questi giorni ho trovato 3, allora in 4 giorni ho trovato 3 leggendarie, cioè, ed è buono come ero risultato. Ok, forse, no, non credo che, levo sta parte, no, allora, cazzo, credo che dovrei aspettarlo qua. Porco, dove si fa volare?
stiamo molto easy. No, forse è meglio. Proviamo. O io me la riesco mettendo in sopravvivenza. Però mettiamo invincibile. Vola. E proviamo sta cosa qua. Creatura. Vabbè, sì, ha funzionato, credo. No, invece no, non ha funzionato un cacchio. Lo sto ammazzando. Vabbè, posso mettere creativa. Allora, forse è meglio che vi metta in pausa. Manca veramente poco. Se ora si avvicina questo stronzo di un drago. Vediamo! No, aspetta. E cavolo è andato a finire. Dai! Sì! Ok. Ora andiamo nel volto. L'unica pecca è che non hanno aggiunto i vetri colorati. Questa cosa mi dispiace parecchio. Comunque, come potete vedere, se trovo la fortezza immediatamente sarebbe anche bello, ma non credo che si possa fare. Ma perché messaggi, puttana? Forse era meglio mettere silenzioso. Allora, non so manco quanti minuti sto facendo di registrazione. Non lo so, non si vedono. Finalmente l'ho appena trovata, cavolino. Non sapete quanto cavolo ci ho messo. Per fare più veloce mi sono messa anche su start e non clicco. Ci vola. Vabbè, mettiamoci questa pozione qua. Come vedete i shulker, sti cosi qua. Poi sperando che almeno c'ho qualcosina qua sopra per mostrarvi anche cosa si potrebbe trovare nei dungeon. Se non c'è un cazzo dopo tutta sta strada che ho fatto. Cazzo. Ma non leggermente, tanto, ma tanto di quel tanto, ma tanto. Come quanto ho perso i mondi. Proprio oggi. Ok, la cosa bella che ho trovato. Questo, vediamo. Minchia buono. Guardate, che nastro. Ho trovato solo una barra. Oggi, intanto mi metto le robe. Ok.
abbastanza buona, anzi non abbastanza, io qua ci metterò un po' il teletrasporto, ma di quelli buoni. E vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, e questa era la 1.0.0.1. Ci rivediamo, ciao a tutti ragazzi.